Comunque, sapete che in questi giorni abbiamo più volte, abbiamo ricevuto tante segnalazioni, abbiamo pubblicato, c'è sempre, diciamo, tutti hanno parlato di questi benedette code ai tamponi, che il problema non c'è solo a Chioggia, ma praticamente in tutta Italia. Oggi in particolare abbiamo avuto più segnalazioni e ci sono state veramente tante difficoltà perché c'è il numero tantissime persone hanno necessità di fare questi tamponi e quindi aspettano anche ore e c'è chi ha bisogno di fare i suoi bisogni, c'è chi, insomma, ci sono tutta una serie di problematiche. Vorrei dirvi, voi sapete che come Chioggia Azzurra abbiamo sempre cercato di dare notizie, ma cercare anche di far capire le problematiche. Questa emergenza, perché si tratta di un'emergenza, in questo momento ci sono anche le scuole, hanno riaperto le scuole, quindi cosa succede? Quando una classe c'è una persona positiva, uno studente, un ragazzo giovane che è positivo, la classe può continuare a fare lezione, ma devono fare i tamponi. Poi c'è il problema che tanti tamponi a volte non danno il risultato, danno sia dei falsi positivi sia dei falsi negativi, insomma è veramente una situazione molto difficile. Tanti giustamente si lamentano, ma non è che le soluzioni, non è che voi sapete che già prima di questa emergenza tutte le strutture sanitarie, non solo il nostro ospedale di Chioggia, ma tutte avevano mancanza sia di infermieri che di medici. E questa è una cosa che dovremmo cercare tutti di capire di questa situazione che c'è. Abbiamo notizia finalmente che la direzione della ASL 3 Serenissima a brevissimo, adesso purtroppo non ci hanno ancora detto quando esattamente, ma credo a brevissimo sposteranno il centro tamponi dall'ospedale di Chioggia dove c'è adesso l'attuale centro vaccinazioni al Valdario con il drive, quindi con le auto, quindi si potrà fare la coda in auto e ci saranno anche i bagni chimici in modo tale che chi ha necessità. D'altra parte non li possono fare entrare in ospedale perché se entrano in ospedale c'è il rischio di contagiare altre persone. Purtroppo quindi chi ha la responsabilità della salute delle persone ricoverate all'ospedale capite bene che cerca di affrontare le cose con la massima sicurezza. Approfitto anche perché è arrivato nel frattempo un comunicato che parla appunto dei vaccini per quanto riguarda i minori dai 5 agli 11 anni e per quanto riguarda che saranno aperti sia domani, sabato e domenica, il Veneto l'Open Day e ci sono gli orari praticamente a Chioggia dalle 9 alle 18.30 all'Aspo di Chioggia e domenica dalle 9 alle 14 sempre all'Aspo di Chioggia. Ecco, quindi voi sapete che tante volte diciamo sono stato un po' a gamba tesa verso, diciamo, tanti così, amici Novax, diciamola in questa maniera. Allora vorrei ricordarvi che uno dei problemi che siamo in questa situazione è purtroppo è dovuto anche al fatto, non è che vogliamo scaricare contro i Novax, però è un dato di fatto che se tante persone si fossero vaccinate, adesso avremo una situazione meno drammatica all'interno degli ospedali. Questa gli amici Novax, dico amici perché adesso veramente ho più di qualcuno che siamo amici e hanno queste convinzioni, io per carità capisco che certi sono spaventati, però ricordatevi che c'è anche questa situazione, quindi qualcuno che ci ha scritto i messaggi è una vergogna, non c'è nessuna vergogna, non è facile gestire una situazione del genere. Io direi che la vergogna è di chi ha la responsabilità di aver creato un clima di terrore sui vaccini girando notizie assolutamente false. Questa lo sapete come la penso, l'ho detta più volte. Ecco, comunque, tornando alla notizia sintetica, qualcuno mi accusa che non dovrei commentare, invece commento quanto mi pare piace. Però la notizia è che a breve, adesso non ho la data precisa, non me ce l'hanno ancora comunicata, ma a breve ci sarà questo diciamo, spostamento dal tamponi dall'ospedale, come dicevo prima, al centro vaccinazioni facendo il drive. Quindi uno arriva in macchina, aspetta in macchina, se per caso avrà bisogno di andare in bagno ci sarà il bagno chimico. Per il momento è tutto, grazie, ciao e buona serata.